la nostra provincia di Venezia ha visto un incremento da 2 milioni e 6 a 3 milioni e 100 a novembre di quest'anno. Molto probabilmente gran parte di questi voucher sono andati nel settore del commercio o del turismo. Anche qui noi chiediamo che ci sia una tracciabilità di questi voucher e si possa verificare se sia effettivamente vero lavoro o lavoro in voucher. Sempre più voucher nella provincia di Venezia. Il dato che la CISL diffonde riguarda il 2016 fino al mese di novembre, lasciando quindi aperte le porte ad un ulteriore aumento. Anche i dati complessivi dell'intera regione non sono rassicuranti. Passano infatti dai 15 milioni del 2015 agli oltre 17 milioni dell'anno corrente. Va messo mano immediatamente, questo l'abbiamo chiesto al ministro Poletti, alla riforma che fece la Fornero, che tolse l'accessorio e l'occasionale al voucher. Il voucher deve essere una forma di lavoro occasionale e accessorio, nel senso che deve proprio dimostrarsi quella formula semplice, immediata da utilizzare, ma per lavori però di breve durata. Turismo e commercio sono i settori nel veneziano in cui vengono più spesso utilizzati i voucher per pagare i lavoratori. La CISL chiede di rimettere mano al loro utilizzo, soprattutto in settori come l'agricoltura e l'edilizia. La CISL ha detto prima di tutto che in agricoltura non è permesso utilizzare i voucher. Noi siamo contro l'utilizzo dei voucher. Poi siamo contro l'utilizzo dei voucher nell'edilizia, perché l'edilizia è massacrata dall'utilizzo dei voucher